Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Larimar si è tolta la vita, il procuratore dei minorenni Cosentino sgombera il campo da altre ipotesi sulla morte della quindicenne a Piazza Armerina. Si indaga per istigazione al suicidio e revenge porn. La strage di Altavilla, il Tribunale del Riesame di Palermo annulla la scarcerazione di Barreca, la decisione non è definitiva per il possibile ricorso in Cassazione, dunque l'uomo resta alla REMS. Il professore mi ha messo la mano sotto i vestiti, testimonianza shock dell'attrice catanese Barbara Giordano. Alla Camera il suo ricordo in aula di una terribile lezione all'Accademia di Arti Drammatiche a Roma. Caltanissetta, protesta al carcere Malaspina, i detenuti invocano l'intervento del garante per la tutela dei loro diritti. Nel pomeriggio impedito l'ingresso degli agenti in alcune aree del penitenziario. Costerà 13 miliardi e mezzo, darà 120.000 posti di lavoro, i numeri del ponte sullo Stretto forniti dal ministro Salvini e dalla D. Ciucci. Ancora nubi sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Questa mattina un gruppo di genitori ha manifestato davanti Palazzo d'Orlean a Palermo contro il progetto di trasferimento del centro. Siamo nella settimana del Black Friday, abbigliamento, gioielli ed elettronica, i settori di maggiore interessi. Affari sì, ma non per tutti. Ancora ben trovati, Larimar si è tolta la vita, è un dato oggettivo. Ad affermarlo Rocco Cosentino, il magistrato che coordina l'inchiesta sulla morte della quindicenne di Piazza Armerina. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Larimar si è suicidata. Al momento l'unica ipotesi è questa. Non usa mezzi termini il procuratore del Tribunale dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino, che in conferenza stampa precisa che si sta indagando per istigazione al suicidio, ma anche per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e per detenzione o accesso a materiale pornografico. Si attende l'esito della consulenza medico-legale che arriverà fra 90 giorni, ma il dato oggettivo, puntualizza ancora il procuratore, è che Larimar Anna Loro è morta per soffocamento da impiccagione con assenza di lesioni effettuate da altri. Gli investigatori hanno già ascoltato decine di testimoni. I telefonini possono essere un'arma impropria, ma purtroppo i ragazzi non se ne rendono conto, dice il procuratore. 8 quelli sequestrati in cui i contenuti vengono vagliati. Sulla lite che la ragazza avrebbe avuto nelle ore precedenti il suicidio, il procuratore afferma: è pacifico che una discussione c'è stata. Sull'intensità della discussione, se sia stata solo verbale o se sia passata alle vie di fatto, se sono volate parole grosse, cosa è stato detto, cosa non è stato detto. Ovviamente le risultanze sono in nostro possesso. Sul dolore della famiglia di Larimar e sulla mamma che continua a non credere al suicidio della figlia, il procuratore risponde: sono pronto ad accogliere il loro grido di dolore, la ipotesi alternativa da loro prospettata. L'ho sempre detto. Però ovviamente non è che posso impostare le mie indagini sul grido di dolore purtroppo di una mamma sofferente. Il magistrato infine precisa che la cameretta non era in disordine, che le scarpe della ragazza non erano pulite e che il biglietto rinvenuto è stato scritto da Larimar. La strage di Altavilla Milicia, i giudici del Tribunale del Riesame di Palermo danno ragione alla procura. Giovanni Barreca deve restare in carcere. Annullata dunque l'ordinanza del GIP con cui il muratore era stato scarcerato e condotto in una REMS. Decisione non definitiva, dunque per il momento l'uomo non torna in cella. Marco Gullà. Giovanni Barreca torna in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti annullato l'ordinanza del GIP con cui il muratore, accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e 2 dei suoi figli Kevin ed Emanuel al culmine di un esorcismo nella loro abitazione di Altavilla Milicia, era stato scarcerato e condotto in una REMS perché ritenuto dai periti dello stesso giudice incapace di intendere e di volere. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. Non si conoscono le motivazioni del provvedimento,
provvedimento, ma la procura aveva messo in evidenza di non essere mai stata consultata dal GIP, che aveva emesso la sua ordinanza ancor prima di comunicare alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Non solo, nel ricorso era stato anche sottolineato che il suo consulente del PM era arrivato a conclusioni ben diverse, considerando l'indagato parzialmente incapace di intendere di volere, con un elevatissimo grado di pericolosità sociale. Al momento però Barreca resta dov'è, perché la decisione non è definitiva ed è ancora impugnabile in Cassazione. Per la strage di Altavilla Milicia sono indagati anche Massimo Carandente e Sabrina Fina, sotto processo al Tribunale dei minorenni è invece la figlia più grande di Barreca, che all'epoca dei fatti, tra l'8 e il 9 febbraio scorsi, aveva 17 anni. Un pedone è stato investito e ucciso in via Consolare a Bagheria. La vittima è un pensionato, si chiamava Ciro Fontana, 72 anni, aveva appena acquistato un panino in una friggitoria e stava attraversando, ma è stato investito da un giovane in sella a un ciclomotore. Cambiamo argomento e adesso vi proponiamo la testimonianza dell'attrice catanese Barbara Giordano, che ieri a Montecitorio, durante il convegno Tante facce ma è sempre violenza, ha raccontato per la prima volta in pubblico le molestie subite dal suo professore. Mi ha messo la mano sotto i vestiti, ha detto. Emanuela Corsi. Io non sono più riuscita a muovermi, sono rimasta pietrificata. È la drammatica testimonianza dell'attrice catanese Barbara Giordano, che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha voluto raccontare agli studenti presenti nella sala di Montecitorio la violenza subita quando frequentava il secondo anno all'Accademia di Arte Drammatica. Eravamo solo io e lui in una stanza. Quel professore, così per bene, all'improvviso mi ha infilato la mano sotto i vestiti, nelle mutande. Più volte l'attrice sottolinea come il molestatore fosse considerato da tutti una persona per bene. Apparentemente la lezione continuava a svolgersi normalmente. Io ero in piedi, guardando il muro davanti a me, mentre lui, alla mia destra, mi dava indicazioni su come dovevo dire le battute. Solo che lui continuava a toccarmi. Mi parlava di emissione vocale, di gestione del respiro, e lo faceva con naturalezza. Come se tutto quello che stava facendo al mio corpo fosse parte dell'esercizio. È visceralmente illogico non riuscire a reagire in una situazione del genere. Eppure accade quasi sempre. La 37enne figlia di Mariella Lo Giudice, famosa attrice catanese di teatro scomparsa nel 2011. Barbara è tra le fondatrici di Amleta, un'associazione il cui scopo è quello di contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Una dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia a Palermo è stata colpita al volto con un pugno da un paziente. Non appena i medici hanno proposto la consulenza psichiatrica, l'uomo, seguito dal servizio per le tossicodipendenze, ha iniziato a inveire ma è stato fermato poi dalla guardia giurata. Traffico internazionale di stupefacenti, armi ed estorsioni. La mafia palermitana era entrata in società con la criminalità ligure e da Genova gestiva una serie di traffici, 6 arresti della DIA all'alba. Manlio Viola. La mafia palermitana si era infiltrata nelle aziende di trasporti e logistica in Liguria, in particolare a Genova. A scoprirlo è stata la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che attraverso indagini e intercettazioni ha ricostruito come i boss del mandamento palermitano di Tommaso Natale fossero arrivati in quella città. Le imprese di trasporti venivano utilizzate per coprire traffici di droga, il gruppo poi acquisiva anche armi e non disdegnava le estorsioni. Al culmine dell'inchiesta, all'alba di oggi è scattata l'operazione Gigante, che ha portato all'arresto di 6 persone, fra cui un imprenditore ligure accusato di aver organizzato il tutto e il boss, suo socio Salvatore Lo Piccolo, referente delle cosche mafiose palermitane. Oltre agli arresti è stato eseguito il sequestro preventivo di un terreno a Palermo e diverse perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri indagati. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute 4 pistole e oltre 500 proiettili. Erano nascosti in un container in uso alla società logistica e nella disponibilità dell'imprenditore coinvolto nel traffico di droga. Proprio lui, quest'uomo ligure, è accusato di aver creato l'organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina che proveniva dal Sud America. Utilizzava dunque la società logistica come copertura per tutte le altre attività illecite. Ricostruite le minacce per impedire la vendita di un immobile che interessava il gruppo criminale. Per Lo Piccolo, l'imprenditore e i 4 complici si sono adesso aperte le porte del carcere di Marassi.
A Caltanissetta, al carcere Malaspina, i detenuti chiedono gli interventi del garante. Dopo gli striscioni apparsi in mattinata, nel primo pomeriggio hanno impedito anche l'ingresso degli agenti in alcune aree del penitenziario. Rita Cinardi. Protesta dei detenuti del carcere Malaspina di Caltanissetta da questa mattina, quando su 2 finestre del penitenziario sono apparsi alcuni striscioni. Chiedono l'intervento del garante per i diritti dei detenuti e il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che proibisce la tortura e vieta il trattamento disumano e degradante. La protesta ha interessato in particolare il reparto media sicurezza, al primo e secondo piano della struttura, all'interno del quale si trovano i detenuti comuni. Se in un primo tempo i promotori della protesta si sono limitati a mostrare gli striscioni, qualche ora dopo si sarebbero chiusi all'interno del reparto, impedendo l'ingresso al personale di polizia penitenziaria. Per questo è stato chiesto anche l'intervento delle altre forze di polizia e il supporto di reparti provenienti anche da altre province, ma alla fine, nel primo pomeriggio, la protesta è rientrata. I problemi relativi alla distribuzione idrica e le condizioni in cui sono costretti a vivere avrebbero scatenato il moto di ribellione, che però, almeno per il momento, è rientrato senza danni. Costi e benefici del ponte sullo Stretto sono stati al centro di un convegno di Union Trasporti. Il ministro Salvini e la D della Stretto di Messina Ciucci hanno appunto dato i numeri dell'opera, ma li sentiamo nel dettaglio nel servizio di Francesco Triolo. I vantaggi del ponte sullo Stretto al netto dei suoi costi risultano positivi per più di 1,8 miliardi di euro, con rapporti benefici-costi di 1,2 miliardi. Questo è in sintesi l'impatto che l'infrastruttura potrà portare sull'ecosistema economico e sociale italiano, calcolando i vantaggi per il tessuto produttivo e turistico di tutta l'area, per la logistica e il traffico passeggeri e merci, al netto dei costi sostenuti dal sistema Paese. È l'analisi condotta da Union Trasporti, presentata oggi alla presenza, tra gli altri, del vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, in un convegno sugli impatti sociali, economici e ambientali generati dal ponte sullo Stretto di Messina. Già durante la fase cantieristica l'opera sarà in grado di apportare un contributo di 23,1 miliardi al PIL, creare 36.700 posti di lavoro stabili e alimentare con 10,3 miliardi complessivi di euro le entrate fiscali nelle casse dello Stato. Sono convinto, ha detto il ministro Salvini, che a cantieri aperti anche i siciliani, che sono giustamente scettici, almeno una parte si esaurirà. Il ponte, ha aggiunto, sarà un moltiplicatore di sviluppo. La cifra per la realizzazione del ponte, ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, a margine del convegno, è di 13,5 miliardi, un valore aggiornato sul quale si stanno definendo gli accordi con tutti i diversi affidatari. Secondo le stime della società, invece, creerà 120.000 posti di lavoro. I tempi sono legati all'approvazione del CIPES, che dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2024. 8 anni per il completamento dell'opera, ha detto Ciucci, che prevede l'apertura al traffico per il 2032. Adesso torniamo brevemente alla cronaca a Catania. In questo filmato dei carabinieri si scorge, ecco, fra poco lo vedremo, un ladro che scassina una Fiat Panda posteggiata nel centro della città, rovista con calma nel vano portaoggetti sul sedile posteriore, prelevando ciò che gli serve e nascondendolo in una scatola. Poi si allontana mentre un cittadino l'avverte il 112. La pattuglia rintraccia il topo d'auto e lo arresta. Aveva preso un paio di pattini, 4 accendini, una mini aspirapolvere e alcune barrette di cioccolata. Tutto è stato restituito al legittimo proprietario. Sempre a Catania, per la rissa scoppiata in Curva Sud in occasione dell'incontro di calcio Catania-Trapani del 15 novembre, al Massimino sono stati individuati 2 tifosi che più di altri hanno usato comportamenti violenti. I 2 sono stati arrestati in flagranza con rispettivamente convalida ai domiciliari e presentazione alla polizia giudiziaria. La Digos ha inoltre individuato e denunciato 3 tifosi per i quali il questore di Catania ha emesso altrettanti DASPO della durata di 2 anni. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Andremo a Palermo, dove hanno protestato i genitori dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina.
Seconda parte del nostro telegiornale, ancora nubi sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Questa mattina un gruppo di genitori ha manifestato davanti Palazzo d'Orléans a Palermo. Il timore è che il centro venga trasferito da Taormina. Marco Gullà. Ogni giorno abbiamo paura! Se mio figlio sta male, dove devo andare? Ora! Lacrime, commozione e soprattutto rabbia. Genitori e nonni tutti davanti Palazzo d'Orléans per manifestare la loro preoccupazione per le sorti della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il silenzio sul futuro del CCPM getta nello sconforto il comitato genitori. Un appello al governatore Renato Schifani. Sai già qual è la scelta giusta? Falla! Entra nella storia! Fa sì che abbiamo due braccia per abbracciare i cuori della Sicilia, dei bambini siciliani. Hai l'occasione giusta. Per noi questo è un porto sicuro, perché noi genitori, e siamo tantissimi, oggi siamo una piccola rappresentanza, ma siamo genitori in tutta la Sicilia. Per noi il CCPM è un porto sicuro dove abbiamo affidato i nostri figli. Avere un figlio con una cardiopatia congenita non è semplice, soprattutto accettare che il proprio figlio venga più e più volte operato. Noi chiediamo al Presidente Schifani di essere chiaro e soprattutto di sistemare una volta per tutte questo centro, che è fondamentale per tutti i bambini siciliani, ma anche calabresi e anche dei bambini che vengono fuori. La preoccupazione è che il CCPM possa essere trasferito in altre sedi. Dite che lasciate il CCPM, grazie, ma dove? Dove ve lo volete portare? Catania, Messina, non ce ne frega nulla, noi vogliamo che il CCPM rimane a Taormina. L'inserimento della rete nella rete ospedaliera a cosa porta? Qual è il destino del CCPM? Noi siamo qui per garantire che questo destino sia proficuo per il CCPM e di conseguenza proficuo per le famiglie, per i pazienti che ruotano attorno al CCPM. A Catania vi mostriamo le pietose condizioni del sacrario dei caduti di tutte le guerre, lapidi in marmo staccate e abbandonate a terra da anni. A Sicilia 24 parla il nipote di un soldato morto nel 1900. Migliore per onorarli. Adesso ci fermiamo, un'altra pausa e poi entreremo con la nostra Simona Mazzone nella settimana del Black Friday. A tra poco. Siamo tornati in studio nell'ultima parte del nostro telegiornale. Oggi ci occupiamo della settimana del Black Friday, per intenderci quella settimana che ruota attorno al famoso venerdì di grande convenienza. In tanti hanno deciso di scegliere di acquistare un oggetto, molti approfittano delle offerte vantaggiose, abbigliamento, gioielli ed elettronica, diciamo i generi più acquistati, i terreni più battuti, ma per tutti, non per tutti, scusate, si tratta di affari. Simona Mazzone. Magari scene da urlo così non sono frequenti, ma è certo che in tanti aspettano il Black Friday per quell'oggetto tanto desiderato durante l'anno che nemmeno durante i saldi stagionali riescono ad acquistare. Sì, ho comprato qualcosa, sì, certo. Buono sconto? Questo purtroppo no. Io ho comprato dei capi d'abbigliamento per tutti i giorni. Do you know Black Friday? Yes, I do. What do you buy? I just bought jewelry for my niece. Sono così convenienti questi sconti? Ma, insomma. Molti contrari, quelli che non cadono nella rete del Black Friday. Non mi interessa non perché non voglia risparmiare, ma perché credo che sia solamente un discorso prettamente commerciale di marketing. Tra regali di Natale in anticipo e qualcosa di utile per sé, gli sconti di fine novembre accontentano un po' tutti, anche chi festeggia il compleanno. Puoi scegliere tutto quello che vuoi? Non so. Cosa? Regali di Natale principalmente. Ma col Black Friday si compra meglio? Assolutamente sì. C'è chi non crede agli sconti facili e controlla i prezzi prima del Black Friday. Quando gli dicono c'è il 20%, magari tipo la settimana prima costava pure di meno. Insomma, sconti per tutti i gusti, anche sul cibo. Sulla frutta, la verdura no? Glielo facciamo se vengono, signore.
facciamo gli sconti. Vi chiedono sconti anche per il torrone? Qualcosina la facciamo anche. Nato per durare un giorno soltanto, il Black Friday si è esteso ad una settimana ma anche oltre. Si compra nei negozi ma soprattutto online. Su Amazon. Quindi online? Sì, online. Ed è conveniente? Molto conveniente. Ciao. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.